detto che stava riprendendo, ma non so se sta caricando su... Qualcuno può controllare se la ripresa sta caricando su internet, su YouTube?
Buongiorno a tutti, qui dal pattinodromo di Legnaro, in quel di Padova. Riprendiamo anche un po' di commenti a queste partite, ma come potete immaginare c'è una turnazione che ormai è tarata su 15 ore giornaliere tra personale di servizio, alternanza delle squadre che si trovano a giocare, pubblico eccetera. Di nuovo intanto un ringraziamento a tutto lo staff che si sta prodigando per mandare avanti queste giornate intense di nazionali italiane, Under 14 e Under 18, che sono quelle che si disputeranno anche in questa giornata come ieri. Al momento in campo abbiamo l'Empoli e il Novi Under 14. La situazione a poco più di 8 minuti dall'inizio del primo tempo è di Empoli 3, Novi 1. Vediamo i ragazzi numero 13 che di rimbalzo fa un passaggio lungo verso il fondo campo dell'area del Novi, il 72 che controlla il pack con un passaggio lungo sul proprio compagno. Siamo in power play per il Novi. Quindi superiorità numerica del Novi. Ingaggio. Il 72 che rimposta. È il tipico rombo della situazione del power play. Il passaggio debole che viene intercettato subito dalla difesa del Novi, con il 13 che approfitta, va in contrattacco. Di nuovo ripreso il contatto il Novi. Cerca di riparte di nuovo l'Empoli con il possesso del pacco, 87. Mancano ancora una ventina di secondi al rientro del numero 12. Rientra in campo il 12 dell'Empoli, così si torna in equilibrio tra le due squadre. Siamo di nuovo in parità numerica. Lancio da fuori del 72, riconquistato dal numero 12 che tenta un affondo in zona centrale. Non riuscito, riconquista il pack il Novi che si porta di nuovo nell'area dell'Empoli, intercettato dal numero 87 che scende velocemente, passa al 13. 13 cerca di portare al centro ma non ci sono compagni di fronte allo specchio della porta e quindi il Novi riesce a riconquistare il pack. Un passaggio sbagliato, tiro centrale alto che non preoccupa ovviamente il portiere del Novi. Abbiamo di nuovo in contrattacco il Novi stesso, 31-72 che fa un ottimo tiro, individuabile però ovviamente dal portiere dell'Empoli che para prontamente. Di nuovo controllo del pack da parte del 12 dell'Empoli. Siamo ovviamente zona dietro porta per impostare la salita. Disturbo del 7
mette sui giocatori dell'Empoli dietro porta per cercare di smuovere la situazione. Lancio lungo sul 13 che perde e viene contrastato dalla difesa del Novi, ma riconquista il Pack in zona pericolosissima. Passa a 12 che fa un tiro centrale alto, pericolosa la situazione, un po'. L'azione però perde di intensità proprio in chiusura. Abbiamo di nuovo in risalita il 94 con un tiro centrale potente, prontamente parato dal portiere del Novi. 72 in salita, buon passaggio per il suo compagno, prende un palo. Siamo in balaustra dietro porta dell'Empoli che contrasto 94-31. Ricontrolla il Pack il Novi con il numero 72. Tiro laterale, direi che ha preso il casco del portiere che non chiama comunque il fermo gioco per risistemarsi. Evidentemente la botta era abbastanza limitata. Vi ricordo che stiamo disputando le nazionali italiane under 14 e abbiamo in campo l'Empoli e il Novi. Punteggio attuale è Empoli 3, Novi 1. Siamo a 4 minuti e 40 dalla fine del primo tempo. L'Empoli che con più passaggi cerca la risalita, il Pack un passaggio sbagliato, lo intercetta a 31, fa un bel tiro potente ma fuori dallo specchio della porta, riconquista il Pack l'87 dell'Empoli che viene pressato dal numero 2, quindi fa fatica un pochettino ad uscire o a individuare l'apertura verso i propri compagni, rischia di perdere il Pack, cosa che è successa, però lo ricontrolla il 12, buona difesa del 17 del Novi, contrasto a 3/4 del campo, il disco torna in zona Empoli che ricontrolla il gioco. Sale lungo la balaustra l'87, decide che c'era troppo assembramento, cerca un attimino di ritrovare o di dare la possibilità ai propri compagni di ricollocarsi. Infatti trova una breccia sulla balaustra laterale il 94, sale, fa un passaggio al centro con il tentativo classico 1-2 ma la difesa del Novi respinge il disco, rimanda nell'area Empoli che risale ancora. Disco laterale, tenta il tiro al 12, prontamente parato dal portiere del Novi. Abbiamo adesso il nuovo 87 e 12 che triangolano e cercano un attimino di aprire il gioco. Qualche cambio sulla linea dell'Empoli, al volo stessa cosa sul Novi. (94) dell'Empoli che tenta di portare il disco, riesce a smarcarsi, arriva fin davanti a porta ma pronta la reazione del 17 del Novi che non solo conquista il Pack, si porta in zona tiro, tenta un tiro un po' alto però insomma ovviamente sblocca un pochettino il pressing che l'Empoli stava facendo sulla propria area. Siamo all'ingaggio. Siamo davanti a porta, una zona porta Empoli pericolosa, riconquista il Pack l'87, giro dietro porta,
passaggio centrale sul 94 che però perde il disco, viene controllato dal 7 del Novi che cerca il 41 centrale che non aggancia e comunque il passaggio era troppo distante. 87 tenta la salita ma perde il pack, lo ricontrolla, passaggio sul 94, si smarca, tenta la risalita, non trova al centro il proprio compagno anche perché era più spostato. Il Novi comunque tiene la difesa, tant'è che il pack torna in zona Empoli che riprende molte reprise, come si direbbe. Difesa del Novi che rimanda sempre al pack indietro. Siamo a pochi secondi dalla fine del secondo tempo. Siamo a 30 secondi alla fine del secondo tempo. C'è una rimonta un attimino dell'Empoli che si sta portando in zona tiro alto laterale, non preoccupa e finisce. 16 secondi, stiamo finendo le ultime battute di questo primo tempo. Sappiamo che qui è sempre tutto molto pericoloso anche all'ultimo secondo, ormai ne siamo abituati a vederne di tutti i colori. Eccolo qua, suonato il primo tempo di queste nazionali italiane che under 14 che stanno vedendo in pista Empoli e Novi. Ricordo il punteggio: Empoli 3, Novi 1. Ci rivediamo tra 5 minuti.
Eccoci qui di nuovo dal pattinodromo di Legnaro in quel di Padova per le nazionali italiane Under 14 che vedono al momento in campo l'Empoli e il Novi. Siamo al secondo tempo, le due squadre che si stanno affrontando al momento portano il punteggio di 3 per l'Empoli, 1 per il Novi. I ragazzi sono eccoci pronti di nuovo in pista. Gli atleti sono tutti disposti, pronti all'ingaggio. Ingaggio vinto dal Novi. 7 che ripassa verso il proprio compagno dietro porta. Combattimento sotto balaustra per il possesso del pack che viene da prima conquistato dal Novi, ma in contropiede l'87 dell'Empoli lo riconquista, tenta un affondo che non trova spazio dalla difesa del Novi che risale velocemente lungo balaustra, ma il 13 riesce a mantenere il controllo del pack, quindi l'Empoli reimposta la risalita. L'87 non vuole rischiare di perdere il pack di spinta in questa risalita. C'è anche un'apertura sul passaggio laterale al 13 che però non riesce ad agganciare il disco. Si inserisce al 72 del Novi che sale velocemente, fa un ottimo servizio al 41, troppo laterale, non riesce a realizzare davanti alla porta. Insidioso contrattacco del 94 che tenta di portare sul 12 il passaggio per un servizio che di per sé potrebbe essere stato, sarebbe rivelato insidioso, ma con un allungo steso a terra della difesa del Novi ha consentito di salvare questo pack pericoloso, questo disco pericoloso davanti alla porta. Siamo all'ingaggio, pack conquistato dall'Empoli, si riporta dietro porta con il 13 che allunga sul 94, si porta in zona, perde il disco il 94, ne approfitta il 31 che però ottima ripresa del pack del 31 che si gira su se stesso, tenta di forare la porta, ma prontamente l'11, il portiere dell'Empoli, respinge e consente alla propria squadra di riconquistare il pack che viene portato su dall'87 che velocemente non trova spazio, gira dietro porta per mantenere ovviamente il controllo del disco, riapre sul 12 che fa un passaggio un po' rischioso all'indietro, ma diciamo che non c'è nessuno, quindi relativamente rischioso, controllato. Il 12 su 13, lancio lungo verso l'area del Novi che trova l'87 pronto a ricevere, tenta un affondo sulla porta, non riuscito, il Novi difende e chiude le file. Abbiamo una sostanziale parità di tiri sulle rispettive porte da parte di entrambe le squadre.
che insomma il che almeno denota una capacità di reazione nonostante il divario di punteggio da parte del Novi, che insiste il più possibile sulla porta avversaria. Abbiamo di nuovo controllo del pack da parte dell'Empoli, 41 che controlla il pack, apre verso il proprio compagno che da oltre metà campo fa un tiro centrale troppo debole. 94 fa un tiro lungo anche lui sulla porta del 9, ma il portiere respinge con la pinza. Ingaggio. Pack al momento controllato dal 9, il 7 che sale, cerca il 23 che è davanti a porta, ha avuto una buona possibilità, purtroppo il passaggio era molto vicino all'11, il portiere che gli si è avventato sopra bloccando la possibile azione del 9. Gaggio, pack deviato, gestito al momento dal Novi, che però in contrasto 17-13 cerca, perdendo il pack, azione un po' a rischio del 13 che in sprint ha cercato di destabilizzare la difesa. Siamo di nuovo però nell'area Empoli, il 2 che tira, viene deviato dalla stecca del 13. Dell'Empoli che riparte in velocità, scarta la difesa ma riesce di rimbalzo, riconquista il disco la difesa del Novi, che si posiziona dietro porta per reimpostare il gioco. Siamo a 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. 31 perde il disco, 13 intercetta, tenta un attacco, di nuovo il 17 del Novi difende stranamente e riesce, il 2 con un tiro ben assestato tenta di forare la porta all'Empoli, non riesce, di nuovo Pack intercettato dall'Empoli che si porta dietro porta per impostare il gioco. Cambi su entrambe, da entrambe le squadre, su entrambe le linee. Scambio dietro porta dell'Empoli che sta decidendo come. Ecco, 87 ha trovato la porta, sale, dischio rischiosissimo, vediamo cosa è successo, perché da questa postazione sì, si sono trovati portiere, attacco e difesa tutti sulla linea della porta. Il dischio era lì, tra di loro, ma non è entrato. Ingaggio. Che tira laterale, tiro debole, intercettato dal portiere dell'Empoli. Pack che si trova abbandonato lì, qualcuno, in questo caso il 9, il 72, lo intercetta. Si combatte in balaustra, 72-48.
va a risolvere il 13 che si prende il pack, tenta, marcato strettamente dal 23, rinuncia a tentare una risalita. Abbiamo però un braccio alzato del direttore di gara. Eccoci qua, vediamo, direi che viene assegnato un fallo stecca sul braccio, pare, al 23, ma in power play l'Empoli. Un attimo di aggiornamenti dei direttori di gara al tavolo tecnico. Abbiamo anche il time out appena chiamato, direi dall'Empoli, esatto, come questi precisi tabelloni ci indicano. E abbiamo il 9, abbiamo sul 9 una penalty. Del 23. Vi ricordo che siamo al pattinodromo di Legnaro per le nazionali italiane e in questo momento stanno disputando le categorie under 14 Empoli e Novi. Punteggio al momento è di 3 per l'Empoli, 1 per il Novi. Finito il time out, all'ingaggio. Vi ricordo che siamo in power play per l'Empoli. Viene intercettato il disco dal Novi che col 72 cerca un affondo, il capitano direi, esatto. Di nuovo il 72 che intercetta il passaggio del disco, l'imprecisione del passaggio dell'Empoli, lo sfrutta per cercare di distrarre ovviamente e allentare il pressing di questo power play. Tiro centrale oltre la metà campo del 12. Un disco che di ribasso torna verso la propria porta, lo riesce a gestire e controllare. Mancano pochi secondi al rientro del quarto atleta del Novi. Ecco che rientra il numero 23 proprio nel momento del contrattacco del Novi. Abbiamo il 31 che si porta troppo lateralmente, tenta il tiro, non ha visto il suo compagno arrivare. Azione che non impensierisce al momento l'Empoli, che con un passaggio lungo però perde il controllo del pack e infatti ne approfitta il Novi per risalire velocemente verso la zona porta, fa il giro, deve intercettare ovviamente il pack. Il numero 17 riesce a rimandare il pack ai propri compagni in modo da poter mantenere il controllo.
ripetuti passaggi tra il 9 che però perde il disco a favore del 13 dell'Empoli, che in solitaria tenta un contrattacco prontamente parato dal portiere. Di nuovo tiro del 94 centrale ma debole, fa sì che la difesa delle Novi mantenga la situazione sotto controllo. Rivediamo il 9 in contrattacco con 72, passaggio lungo deviato su, direi, un gambale dell'87 che sta controllando il disco. Abbiamo l'Empoli che riparte, abbiamo un solo difensore davanti alla porta che riesce a dribblarlo, ma il portiere riesce a intercettare un disco che comunque non aveva ricevuto la spinta sufficiente e l'angolazione sufficiente per entrare in porta. Un ingaggio 13-72 alla conquista del pack. Un po' di scambi dietro porta. Passaggio lungo in balaustra dell'87 sul 12, pardon, sul 23, che però non perde il disco a favore del Novi, che tenta un tiro laterale molto spostato. Sicuramente c'è un pressing maggiore da parte del Novi. Il tabellone stesso ci aiuta a mantenere sotto controllo e in evidenza il maggiore numero di tiri che il Novi sta portando nell'area dell'Empoli, per cercare ovviamente di accorciare le distanze. Purtroppo qui c'è uno scambio, vediamo il 13 che in solitaria ha avuto un'ottima opportunità, ma direi che insomma il portiere del Novi ha ben reagito e non si è fatto scartare dal giocatore. Abbiamo però un fischio, direi, stecca alzata, vediamo come, dove, quando. Al numero 13 viene assegnato stecca alzata al numero 13 dell'Empoli, che a questo punto mette in situazione di power play il Novi. Siamo alla metà circa del secondo tempo, qui dal Patrinodromo di Legnaro, che vede al momento Novi ed Empoli under 14 in pista. ...87 che sale di spinta, si è alzato il braccio di uno dei direttori di gara, quindi è stato ravvisato un fallo. Vediamo di che cosa si tratta. Come abbiamo la porta vuota dell'Empoli per effetto di un tecnicismo che, in mancanza del mio alter ego giocatore Francesco, nonché allenatore, insomma della parte tecnica, ragazzi, non fatemi dire più di tanto, che potrebbe deliziarvi, diciamo, del come e perché. In sua assenza al momento mi limito a prenderne atto, come ne state prendendo atto voi dalle riprese della telecamera.
vari passaggi dell'Empoli, che ovviamente adesso approfitta di questa situazione per cercare di portare il massimo della pressione sull'area del Novi e allungare in questo caso la distanza. Rientra il portiere dell'Empoli, in questo caso 2 minuti al 31. Può entrare? No, devi ancora. Sì, per steccata alle gambe è stato comminato una penalty all'Empoli. È partito adesso il tuo tempo, Questo qua è quello del Novi. Ricordo siamo in power play per l'Empoli. Tiro laterale del 94. Contrasto in balaustra, di nuovo ricontrollato. Tiro lungo e alto del 12 in zona centrale, contrattacco del 72 del Novi, che con un passaggio al 31 cerca l'1-2 sulla porta dell'Empoli, che non riesce e viene completamente parato. Il 12 in contrattacco con un bel tiro medio alto porta l'Empoli all'ulteriore punto di vantaggio. In questo modo sono finiti 2 power play. Contrasto, ingaggio vinto dal Novi, che controlla il pack, tenta la risalita. 42 che tenta un tiro laterale ma non riesce, decentrato. Ricordo che a 16 minuti dall'inizio del secondo tempo l'Empoli si porta in un ulteriore vantaggio con un ulteriore punto, quindi siamo 4 per l'Empoli, 1 per il Novi. Di nuovo servizio dell'87 sul 13, rischioso, che la difesa del Novi riesce a debellare. Abbiamo sempre l'Empoli in controllo, Pac che insiste sull'area del Novi, tenta un contrattacco veloci, contrasti balaustra, si disimpegna all'87, passa al 13 che si porta dietro porta, cerca la ripartenza e lo spazio per la ripartenza passa al compagno di squadra 87 che riposta il gioco. Si è riaperto il campo a metà, 87 che sale, cerca passaggio laterale al centro con il 94 che tenta un bel tiro centrale, l'azione coordinata e corretta, che però viene respinta dal portiere del Novi. Siamo a 3 minuti dalla fine del secondo tempo e di questa partita under 14 Empoli-Novi.
Pacche conquistato dal 2 del Novi, che si porta in buona posizione, ma insomma la difesa dell'Empoli regge. Ottimo tiro del 31 centrale, finisce tra i gambali del portiere. Disco che vola letteralmente dall'ingaggio sul 31, che tenta un tiro che aveva un buon potenziale. Pronta la reazione del portiere 11 dell'Empoli, che anche in questo caso respinge. Al momento il pack rimane in zona Empoli, il Novi che pressa al massimo ovviamente sulla porta e nell'area dell'Empoli per cercare di ottenere un altro punto. Ora c'è la questione di gestione del pack. 2 minuti alla fine di questa partita, sono ancora tempi assolutamente interessanti e gestibili per cercare di recuperare del punteggio. Apertura del gioco in salita nella direzione dell'area del Novi. L'Empoli cerca di gestire il pack, ma fortemente contrastato dal Novi. Il gioco si ferma perché il pack era incagnato in balaustra e non se ne usciva più. Abbiamo qualche avvicendamento sulla linea dell'Empoli. Rimposta il gioco l'Empoli da dietro porta. Sale velocemente, non gli riesce lo scartaggio del 72, che viene intercettato dall'87. 87 su 73, tiro, una spanna dal palo. Di nuovo il capitano del Novi, 72, che sale, tiro alto verso la porta, non riesce. 46 che sale, si aggancia con il 26, viene considerato fallo, direi. Vediamo cosa decidono i direttori di gara. Viene comminata, credo, la penalty al 26 di 2 minuti al Novi, riportando in power play l'Empoli. Riposizionamento sull'ingaggio da parte dell'Empoli, contrasto, disco gestito dal Novi, di nuovo in risalita lungo la balaustra, fortemente contrastata. Il giocatore è il 2 del Novi, che tenta un tiro centrale da oltre metà campo. 72 del Novi che cerca di gestire il pack, passa al 2. Ottimo tiro del 2, come avete sentito, non so se siete riusciti a sentire, suono del palo che molte volte, il suono metallico e sonoro, prelude una volta sì, una volta no, o a un gol o al fuori porta. E abbiamo la sirena che fischia alla fine di questa partita. Nazionali italiane under 14 tra Empoli e Novi, che vede l'Empoli
chiudere con il punteggio di 5 punti e il Novi 1. Qui dal pattinodromo di Legnaro, Padova, ci prepariamo per la successiva partita.